Benvenuto in questa nuova video lezione di mattoscacco.com. Oggi appunto vediamo questa partita disputata fra due grandissimi giocatori classici, Reti col bianco e Immanuel Lasker col nero. Vediamo quindi subito come andò questa partita. Cavallo F3, Reti non può altro che giocare questa mossa, dato che l'ha inventata lui, segue D5, D4, cavallo F6, C4, C6, cavallo C3 e a questo punto segue il gambetto accettato. Ora nella moderna teoria si usa utilizzare A4 o E4. Questa mossa E3 è piuttosto insolita e non viene quasi più giocata. Si gioca piuttosto questa spinta B7, B5. A questo punto in che modo il bianco può cercare di recuperare il pedone perso? Tramite la spinta A4. A questo punto il nero però avanza, il cavallo è costretto ad andare in A2 e ora si può direttamente supportare il pedone con la spinta 5 o con la spinta E6, liberando l'alfiere che va a toccare B4. E6, alfiere per C4, alfiere E7, arrocco, arrocco, e a questo punto si gioca donna E2. La donna A2 serve per evitare, per esempio, alfiere A6. Andiamo avanti, cavallo in B va in D7 e a questo punto il bianco cerca di consolidare la posizione giocando la spinta B3. A questo punto il bianco vuole spingere l'alfiere in B2 anziché che in D2. Quindi lo vuole sviluppare in fianchetto in modo tale che va ad attaccare direttamente l'arrocco avversario. A5 andando a fare una mossa che consolida, alfiere B2 appunto, e ora spinta distruttiva C5. Ora però c'è subito un attacco a raggi X, torre F va in D1. Perché il bianco ha spostato la torre in F e non quella in A? Perché quella in A servirà ad andare a occupare la colonna C. La donna si sposta e va in D6 dove comunque crea pressione al centro. Cavallo C1 e alfiere A6. Allora, era possibile anche continuare con alfiere A7. Ora, proponendo il cambio degli alfieri, il nero ha sbagliato, perché il bianco ora si ritroverà con un potentissimo cavallo in C4 e sarà difficile poi comunque riuscire ad avere il sopravvento. È anche vero però che così facendo, scambiando gli alfieri e avendo un cavallo in C4, si otterrà questo pedone arretrato in B3 piuttosto debole. Andiamo a vedere come continuò. Prima la spinta, la presa D per C5, cavallo per C5, cavallo E5, cambio, cambio. Tutto secondo i piani, donna 6. Ora appunto alfiere D4 e ora c'è la possibilità di giocare torre in F va in C8. Perché c'è questa paura? Perché dopo cavallo per B3, cavallo per B3, la torre può andare a catturare il cavallo in C4. Tuttavia, andare a giocare subito questa mossa è poco utile dopo l'alfiere in D4 perché il bianco vuole risolvere tutti i suoi problemi con un cambio in C5. Il nero avrebbe potuto
comunque mantenere il proprio cavallo, per esempio con cavallo cavallo in F va in E4. Ora invece dopo questo cambio alfiere per, la posizione si fa piuttosto dolente per il nero. Con la donna F3 si impedisce anche il cavallo E4. Ora alfiere E7. Andiamo avanti con cavallo in D3, anche se era meglio posizionarlo in E2. Cavallo D5. Mossa forte che serve a far creare un avamposto di cavallo in C3. Cavallo in D va in E5, minacciando un attacco su F6, alfiere F6 copre tutto. Ovviamente era sbagliato continuare col pedone in F6. Spinta E4, anche se ci stava molto bene la spinta in G4, molto aggressiva e lasciava libero anche una via di fuga al re. Cavallo C3, torre D6, che attacca la donna. A questo punto l'unica via di fuga intelligente è quella di andare in B7, dopodiché c'è bisogno di difendere il pedone con torre 1. Alfiere per, cavallo per, donna C7. Attenzione a questa mossa. Praticamente l'Asker obbliga al cavallo a tornare in C4, dove è la sua posizione più vulnerabile. Infatti dopo far cadere la base B3 il cavallo C4 sarà fortemente attaccabile, per esempio anche dopo cavallo per A4. La partita continua invece con E5, donna F5, andando ad attaccare anche il pedone, cavallo E2 scacco. Cerchiamo di capire il perché di questa mossa, perché il nero non può prendere. Se il nero prende, segue poi una combinazione del genere e dopo torre C1 si entra in uno scacco matto. Bellissima veramente questa mossa. Quindi il re è costretto a scappare, F1, andiamo avanti, cavallo D4, donna per E5, cavallo B3 facendo crollare la base del cavallo in C4, cavallo B6 facendo un doppio di torri e cavallo D2 scacco, mossa intermedia, e questo scacco è veramente importantissimo. Re G1, cavallo C4, doppio, torre e donna. L'unico modo per liberarsene è quello di fare un cambio a sua volta. Cavallo per C4, donna per C4. A questo punto il bianco reti giocò donna F5 con lo scopo forse di spingere in E5. Avrebbe potuto comunque continuare con torre B6 cercando di ostacolare l'avanzata del potentissimo pedone libero B4, che ora andrà appunto a promozione. Vediamo come continuò. Torre in A va in B8, E5, B3, E6, F per E6, torre in D va in E6, raddoppio di torri, torre F8, donna E5, donna C2 andando a proteggere ulteriormente il pedone B3 assicurandogli la promozione e attaccando allo stesso tempo sul punto B2.
quindi donna C2, F4, salvandosi. B2 continua la promozione, torre E7 cercando il matto, ma con donna G6 si para tutto. A questo punto F5, donna F6 proponendo un cambio, donna D5 scacco, re H8, torre B7 cercando di salvare la situazione, e dopo donna C3 non c'è nulla da fare.